attenzione, ora il dilemma è: Baldini è qui o no? È ancora malato o no? Chi può dirlo? I suppostoni che si è messo ieri sera avranno avuto l'effetto desiderato. Tra l'altro, la cosa che ho detto stamattina, la puntata di questa mattina, che io ho passato la notte con Marco Baldini, perché sono stato io ad asciugargli il sudore della febbre, ero io che gli rimboccavo le coperte, sono stato io, perché lui aveva talmente tanti brividi che non riusciva neanche a mettersi la tachipirina. Io da amico gli dicevo: Baldini, io mi giravo però dall'altra parte, mi giravo, quindi andavo a tentone, di cui infatti una purtroppo gliel'ho messa nell'orecchio, è successo, infatti ancora, se oggi dovesse essere qui sarebbe sordo da un orecchio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. 5 magliette ha sudato, 5 magliette, che sai come faceva? Rosario, aiutami, c'ho la febbre forte. Signori, e dopo questa notte infernale, a cosa c'è? Ah sì, quello lo diciamo dopo, che è una notizia importantissima, perché dovuto quel sudore a Firenze è già stata organizzata, ci sarà l'ostensione della Sacra Sindone di Baldini sudata. Signori, ma come diceva Raffaella Carrà, prepara la musica della Carrà, tu come ti chiami, gnometto, quella di Carramba. Dopo 40 di febbre, Marco Baldini è qui! Non la so! Aspetta non la sa. Poteva far bella figura. Signori, salutate Baldini! Aspetta che non sento da questo orecchio, mi giro da questa parte. Ah, ecco, grazie. Un paio me l'hai fatta anche ingoiare. Un paio te l'ho fatta ingoiare. Ecco, è un piacere vederti, perché ieri veramente mi era tristissimo guardare quel posto vuoto, era come se tu fossi morto. Appunto, una cosa dispiace, sai che mi è venuta in mente, tu pensi se morisse Baldini, ma io come potrei vivere? Veramente, poi ti immagini al cimitero, pensate, devo venire lì, guardare la lapide dove c'è scritto che cacchio guardi. Una battuta del bassista Carmelo. Aspetta, cosa ha scritto? C'è una battuta quelle fredde inglesi. Qual è? Allora, Baldini è l'argomento del giorno. È bella però, applauso. Bella. Bravo. Il nostro bassista. Bravo. Allora Baldini, basta. Dobbiamo cominciare, puntate che sarà la fine della settimana. Ricordiamo che Via Radio 2 finirà il 12, cioè finisce il 13, però il 13 venerdì noi non già hai parlato di calcoliamo. morte, più 13 venerdì. Il 12 finisce Via Radio 2, quindi godiamoci queste ultime settimane che rimangono, divertiamoci e soprattutto un po' di musica. Oggi l'ospite di oggi. Qual Baldini, è? prego. Grandissimo ospite. Amici, fa parte, grande parte della musica italiana. Venditti gli dedicò questa canzone. Guarda, fai un po'. Quanto sei bello Ron, quando è sera. Ron Capoccia, esatto, ne ha fatte mille. Ne ha fatte veramente mille, esatto. Ti giuro. Sarà con noi tra poco. Sì, tra poco arriverà. Tra l'altro è uno dei io penso, è uno dei pochi cantanti italiani, tra i cantanti italiani, che nel suo repertorio sono tantissimi singoli successi. Per me, un artista ha fatto 100 canzoni. Per me ha scritto la canzone più bella della musica italiana, che è Anima. In assoluto, di tutta Anima. la musica italiana proprio mai scritta. Io me la ricordo, guarda come fa, dammi l'accordo. Prendere di notte un aeroplano, volare e andare lontano, andare senza muovere niente, prendere la notte in una mano. Ecco, come la canterebbe lui. Però è una bella canzone. Vabbè, come l'ho fatta? Bene. Ti è piaciuta? Stavi partendo bene, poi sei andato su Califano. Era questa? Sì, era questa. Io veramente. Hai fatto lo stacchetto? Certo. Vai, sentiamo. L'hai fatto? Lo dobbiamo ancora fare. Perché se no non ce ne eravamo accorti e veramente era preoccupante. Vai, sentiamo lo stacchetto. Signori, la nostra orchestra, la nostra band. 1, 2, 3, 4. Daddy Cool. Continua, Daddy
Cool che vuol dire papà culo. Sì, esatto. Che vuol dire? Daddy dei Cool. Boney M. Daddy non vuol dire papà, scusa. Sì, cool vuol dire alla moda. Che vuol dire? Figo, alla moda. Figo. Sì. Vuol dire alla papà moda. figo. Sì, sì, trendy, come dice Angelica quando ti vede, no? Certo. C'ho un daddy cool, giusto? Sì, c'ho un Jack Russell e un Daddy Cool. Esatto. Ma cosa da fare? Certo che tante volte che chi ha la lingua inglese è avvantaggiato. Sì. Ma tu pensa se un italiano fa papà figo. Bruttissimo. Papà figo. Vero? Papà culo verrebbe meglio. Sì, Papà culo. Scusa. Papà, perché qui se andiamo in Posso- un terreno minato, sì. Papà. No, è l'accento, papà. Stavamo facendo un errore marchiano. Non era un errore, era un errore di metrica, casomai. Lo so, di metrica. Scusate, dov'è la mia borsa di cuoio? Sì, che cambiamo città. No, perché- c'è il fischietto. Devi scappare. che andiamo via proprio. Ma non si può fare, chiediamo scusa, eh. No, ma era proprio Allora, per puntualizzare. guarda chi c'è in prima fila, guarda. Chi c'è in prima fila? Guardala bene, chi c'è? Prima fila, in mezzo. Signora, salve. Mia madre, ecco. Esatto, che è peggio E di qui offensi. da 20 minuti ha sentito papà culo Papà. e ha sentito Ancora, sì. papà culo. Sì, papà sì. culo. Culo, esatto. Ha sentito tutte le io che ti metto le supposte. Sì, è così. vero, Mia pensate madre cosa. poi ci rimane male. Tra l'altro non è da sola. Ha già strappato la non mia è fotografia. da sola. Sì. Non è da sola. Ah, no? Perché ieri sera lei è stata al concerto di Vasco Rossi, ha conosciuto gente lì. E sai l'ha come- portata qua, e l'ha sì. Mia madre era quella con la si vedeva Con la su Rai bandana. 2, aveva la bandana con scritto Vasco. Che spingeva la gente. La cosa strana è che mamma lo dovevi fare. Sì. Cioè su Siamo solo noi sei slacciata reggisena E l'ha tirato sul palco. sì, che tra l'altro Vasco l'ha pure vista e gli ha schiacciato l'occhio. Ah, pure dicendo ma dopo. non mi puoi fare queste cose. no, Poi ieri sera arrivavo a casa e mi guardava e mi diceva spappolato. Fegato spappolato. Sì, esatto. E con il suo gruppo di amici, scusa, ecco, è arrivato l'ammonizione. Sì. Ecco. Fatto. Con un gruppo di Giardini Naxos, sai che abbiamo Ah, di sì, Giardini sì. Naxos. Ciao ragazzi, benvenuti. Vi trovate bene qui a Roma? Senti, ma voi venite come turisti o farete il permesso di soggiorno? Sapete che noi. Scusa Dario. Non sa chi dare il microfono. Ma non lo vogliono. Cioè, gli il microfono, non lo vogliono, non è che vogliono parlare. No, perché si chiama eccesso di zelo, capito? Eccesso, siccome sa che in questo momento potresti anche essere rispedito al mittente, quindi. Sì, subito lui. E allora lui si dà da fare, non c'è niente da fare. Sei diverso da noi, ha un altro colore di pelle, ok? Mamma. Oggi siamo politicamente scorretti. Sì, oggi, sì, dai. sì, proprio... Vabbè, che poi insomma chi è più meritevole. Sai che una volta, scusate, ero a Tunisi. Sì. Era a Tunisi, lavoravo lì a Tunisi, ho tutti i miei amici tunisini. A un certo punto uno mi guarda, Mohamed proprio, lavorava con me e mi fa: ehi, posso dirti una cosa? Dimmi, terrone! Io gli faccio: ma come terrone? Vai a guardare carta geografica. Vado a guardare la carta geografica, vado a vedere Augusta, dove io vivevo in quel periodo. Bene, se tu tracci una linea, È più a Augusta sud, è 80 chilometri più a sud di Tunisi. Pensa te. Quindi lui mi guarda ogni giorno: ciao terrone! Aveva ragione Non gli lui. potevo dire niente. No. È giusto, ma è bello scherzare su queste cose. Perché certo. quando fino a che c'è la goliardia su questi argomenti tutto diventa anche più bello. Quando poi invece si ci mette di mezzo la violenza, tutte queste cose qua, insomma, non è più bello. Bene, io passerei tutta la giornata a parlare. Di cose Sì, così. sì, sì. Esatto, a cazzeggiare. Ecco. Grazie. Sapevo no, io. No, riconosco lo squillo, non ci parlo. Non c'è parliamo. niente, lascia fare. Sfogliando i giornali, c'è una precisazione dall'ufficio stampa dell'Eliseo che ci è arrivata a noi, dice: perché siete un programma ascoltatissimo, dite questa cosa. Allora, specifica che Ségolène Royal non è l'autoerotismo di Sarkozy. Sì, perché su queste battute qua. sì, proprio. Cremonesi ride per un quarto d'ora. Crede un argomento a lui vicino, quindi essendo lui passando ore in bagno chiuso, giustamente, no? Poi mi ha colpito stamattina sfogliando, noi sfogliamo tutte le riviste quotidiane settimanali, c'era un'intervista a Melita Toniolo, sapete chi è? Melita Toniolo, qualcuno di voi ce l'ha presente? Vi ricordo Di faccia io. no, ma se si gira la riconoscete tutti. È una ragazza che ha fatto il Grande Fratello, che si è fidanzata con uno che faceva il pompiere sempre del Grande Fratello, Sì, che
quella, faceva Lucignolo. Quella veneta, sì, quella morettina. Sì, adesso credo che si sia. Belli zigomi. Vabbè, l'intervista era questa. Sì. Era questa. Senta, meditatore, ma lei qual è la parte fisica del suo corpo che preferisce? Beh, il sorriso. La pagina del giornale rideva, sai, c'era la pagina faceva, che rideva. Melita Tonio. Se Ron fosse qui si prende tanto di quelle risate. Ma non c'è adesso. Senti, è arrivata una chiamata prima. Chi è? Lo so. Chi vuoi che sia? Non lo so. Sempre lui, ormai ha vinto le elezioni, dunque chiama sempre. Allora sentiamo un po' se è lui o non è lui. Pronto? Pronto? È lui. Ecco. Pronto? Siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Bene, devo fare assolutamente un appello. Ma guardi che lei sta usando la radio pubblica per gli affari suoi. E allora? E allora? Non si può mica, E allora? Guarda questo. Sono o non sono il Presidente del Consiglio? Posso o non posso usare il mezzo pubblico per comunicazioni importanti? O devo andare a Telezagarolo per poter parlare liberamente? Ma scusi, ma non le mancano allora? Certo le televisioni per poter parlare. Qua chiama. Con sta storia delle televisioni ho lasciato tutto a Pier Silvio. E allora? Ma cosa c'entra con me Pier Silvio? Che è figlio di Veronica Lari? No, guardi, Per Silvio forse fa un po' di confusione, non è figlio di Veronica, è figlio della sua ex moglie. Ah sì? Se non se lo ricorda lei. Allora meglio ancora, perché? Con quella signora non siamo nemmeno più sposati, quindi che c'entro io con suo figlio. Vabbè, lasciamo perdere. Ci dica qual è questa comunicazione così importante di interesse nazionale. Il Brunetta. Ancora? Che è successo? L'ha perso, è caduto da qualche parte. Che è successo? No, sta benissimo. L'ho lasciato stamattina sul fasciatoio. No, voglio rivolgermi a quei giornalisti che mi hanno criticato perché secondo loro faccio del facile umorismo sull'altezza del Brunetta. Insomma, un po' sì, Ma come? Per anni, e dico per anni, mi hanno dato del nano. Giù tutti a ridere. Adesso il Brunetta non si può toccare. E allora, vedete che ho ragione a dire che c'è persecuzione nei miei confronti. La stampa di sinistra non vuole che io mi senta alto. Non lo è, infatti. Non lo è. Posso dire che Alessandro Bondi è pelato o sembra che voglio fare il capellone? No. Posso dire che Minni è una topa o sembro allupato? Vabbè, lasciamo perdere. Telefonino, le squilla il telefonino. Scusi, Presidente. Un attimo. Sì. Devo rispondere. Sentiamo. Pronto? Chi è? O è Umberto? Come stai? Bossi, mi stavo arrabbiando perché non vogliono che prenda in giro il Brunetta. Allora, a me mi hanno dato del esatto. Sì, ce l'hai duro o me lo dici ogni volta, va bene. Okay. Perché ridi? Ride? Gianfranco cosa? Se ridi non capi... ride. Boh. Smettetela, se no domenica non vi porta allo zoo. Passamelo. Come non può? Sbloccalo. Che gli ha fatto? Allora, togli il chiavistello dalla porta della sauna e fai subito uscire Gianfranco e Vladimir. No, pensate con chi? Non si dicono quelle parole, si dice gay, capisci? E non è nemmeno, no, non è gay. Quando sarai più grande te lo spiego. Va bene, grazie. Grazie Presidente, ciao, arrivederci. Ciao. Sono ragazzi, si fanno gli scherzi, che ci vuoi fare? Sono ragazzi, si fanno gli scherzi. Sì, sono ragazzi, Umberto e Gianfri ormai si fanno degli scherzi incredibili. Allora sta per arrivare Ron, abbiamo un repertorio di Ron, ragazzi, guardate qui, guardate quante canzoni ha scritto quest'uomo. Guardate. E non sono tutte. Guarda, io immagino la SIAE che gli arriva a Roma, guarda, il gigante e la bambina, quando sarò capace d'amare, il mondo avrà una grande anima, poi non abbiamo bisogno di parole. Infatti il foglio è bianco. Poi solo musica, l'unico brano strumentale. Hanno riso, che vuoi? Hanno riso. Morricone è la canzone sua questa. Certo. Non abbiamo bisogno di parole. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Questa non l'ho mai condivisa. Io fra 100 anni. Come stai? È una città per cantare. Chi non si ricorda una città? Guarda, pure che basta che io dal pubblico dica guarda. Grandi strade piene.
Vi benedico in nome del Padre, del Figlio. Sì, anche di notte, perché di... E per i fratelli che sono scomparsi stanotte. Forse ma insomma ne ha fatte veramente tante, che il Cremonesi oggi veramente era lì. Si può sfogare. Sì, si può. Poi lui le sa. Fai un pezzettino di Gio Temerario. Dai. Guarda come la canta lui. La canta un po' alla Michael Jackson, però. Ma non ho il testo, però. Non è il testo, la inventi. Dai, te ne frega. Il testo. Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'. Io dormire no, proprio no. Dai, camminiamo insieme per questa strada vuota. Guarda che bravo Cremonesi. E dimmi tutto di te, della tua vita. Dai, comincia tu. Sono figlio di questa lunga notte nera. Poi vivo in quella strana casa con mio padre e mia madre. Grazie a Cremonesi, basta. Sei stato bellissima bravo. sta canzone. Guarda, la canti meglio di Ron. Ma non penso proprio. Quasi, Non penso proprio. Sì, bravo. Sei troppo gentile. Bravissimo. Allora, Baldini, tu tutto a posto, stai bene? Sì. Hai preso i fermenti? Perché sai, Che fermenti? i fermenti lattici vanno presi quando Sì? Sì. Ah, ho capito. Sì, ho preso tutto, sono a Però posto. ieri mi hai lasciato la mela cotta, Sì, è vero, quella non mi Mi hai piace. fatto perdere tempo. C'era anche il verme cotto, non mi piaceva. Era bello bollito, sì, elimina i grassi. Sì, capito? infatti, E allora fa bene. Abbiamo altre notizie, vediamo. Non tutti sanno che Ron ha cominciato come ballerino e si chiamava. Sì? Sì, il nome d'arte è un Ron Lurio, ve lo ricordate? Ah, certo, dicevo Ron, ballerino, quando? Sì, se fosse qua. Beh, ieri avevamo fatto anche il supereroe che gli piace di più. Cioè? Ron Man. E il calciatore Ronaldo. Andiamo avanti tutta la vita. Il regista Ron Howard. Sì. Dimmi, sì. Oggi, stasera, ragazzi, stasera, Cremonesi. Cosa? Ciao, buonasera. Stasera che cosa c'è? c'è stasera? Che c'è c'è stasera? una- C'è la dello nazionale. vediamo se ci arriva. C'è dello sport. C'è una partita di calcio? Bravo. Beh, Chi di gioca? rugby non è sicuramente. No. Chi gioca? La nazionale. Bravo. La nazionale Bravo. cantanti? No. Perché lui la musica ce la mette sempre, sempre, capisci? certo, è incredibile. infatti, Lui il no, calcio, per lui sì. non esiste il calcio. Sì, no, non no, esiste, figurati. non esiste lo sport, per lui esiste solo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Finita là. Hai capito? C'è la nazionale questa sera E con chi gioca? contro il Belgio, un amichevole, molto importante, così Donadoni Capisce vedrà un le po', cose esatto. che. Quindi salutiamo anche Roberto. Sì. Allora noi abbiamo un unico contatto nella Sì, nazionale di calcio, Antonio che è Cassano. Antonio Cassano, che pare che non giochi, no? No, Diciamo. partirà dalla panca. Ai, mi ai, sa. ai, ai. Lo Vabbè, so. sentiamo cosa dice. Sentiamo com'è l'umore degli azzurri. Antonio sarà in campo, si starà allenando adesso. Sentiamo se niente. Non ci risponde, c'ha sempre il telefonino acceso. Wait. Pronto? Pronto? Chi è? C'ma. È la radio. Ciao Antonio. Un attimo che c'è casino davanti alla porta. Qua. Sì. Stanno entrando gente negli spogliatoi. Ah, negli spogliatoi, pensavo qua. È venuto Bobo Craxi in questo Da momento. voi? Sì, Va ci a ha fatto trovarvi? vedere. Ah, ok, Sì, perfetto. qua, lo vedo. Ah, lo questo vedo. poi c'è Bobo Craxi. Lì da voi nel campo, eh? Ho Ehi, capito. Bobo Craxi, come stai? Lei non cosa fai? Sì. Tu, è incazzato, diciamo. Giusto. Ci ha perso le lezioni. Vabbè. Mica solo lui, beh, sono un sacco di tanti. gente, appunto. Però è qua a vedersi la partita, l'allenamento. Non L'allenamento. aveva il biglietto per la partita di stasera. Ah, ho Li capito. ha comprati tutti la russa, ha detto, non Ah, gli sì. datelo per niente adesso. Ah, vabbè. Sentite come faccio l'imitazione della russa? Fammi sentire l'imitazione. Aspetta, che? Hanno detto uguale, sei mio cugino. Vuoi Sì, sentire? sì. Diciamo. Ah, uguale. Sei la stessa cosa, uguale. Senti come I arriva. cugini cassonetti che ti danno corda anche, vabbè. Bravo, Dai che complimenti. sto facendo la rifinitura, veramente. Ah, l'ultimo allenamento di rifinitura. Ma buon allenamento! Ah. Ma ci sta parlando? Mi sto rifinendo da solo, mi sto Come? depilando, Oh. mi faccio la ceretta io, al petto. Ah, certo, perché certo, stasera. non si sa mai, sai quelle cose, magari ti devi levare la maglia e la devi tirare in faccia a qualcuno. Certo, almeno c'hai ti vedono sotto, bello liscio. Certo.
Sì, e sì. poi mi faccio una spalmata di olio di cioccioba. Non sai che petto lucido che sembra un culturista che si chiama Steve Reeves. Ah, certo. Senti, ti senti... dimmi. Sì, che c'è? Dai, devo Ti parlare senti io. pronto per la partita? Quale partita? Come quale partita? Quella di stasera? Ma veramente? Certo, fate l'amichevole Ma con il guarda, Belgio. stasera? Sì. Ah, l'amichevole, ma manco lei. Ah, perché lui devo non le andare al consiglia. parrucchiere, purtroppo. Ah, pensi di giocare questa sera? Che domanda è questa? No, che domanda è pensi? No, non lo so, io ho una domanda. Ma scusa. pensi chi? Chi sei? Giulio Iglesias? Che pensi? Ma perché, Voglio- scusa? Pensi di giocare questo sera? Scusa, il mio cugino. Ha sempre che ha detto pensi. E i cassonetti ogni tanto entrano. Certo che gioco, voglio. Che cosa sono io? Un Giocatore? Quindi? Gioco. Esatto, lo dice la parola, giocatore. Certo. Se tu vai bene nel vocabolario, Sì. alla parola giocatore, Sì. 2 punti, c'è scritto Antonio Cassone, campione. Ecco. Esatto. Senti, e sul dizionario cosa c'è scritto alla parola panchina? Panchina, uguale sorella di Baldini, c'è ecco, scritto certo. proprio. Certo. Vabbè, Chi è che ride lì? dai, che è il pubblico. Ah, ho È capito. il pubblico Ah, nostro. state facendo uno spettacolo? No, tutti i giorni c'è il pubblico. Non è che... Quando? è sempre, ogni Ma giorno. quando ho chiamato io, sempre? Sempre c'era il C'è pubblico. stato il pubblico. Sempre. Qui sono andato in la gente mi sta sentendo in questo momento. Ti sta sentendo? Donatoni, se non mi fai giocare ti faccio un mazzo. Scusate, Avete sentito, ho approfittato niente. del mezzo. Niente. Ho- Ecco. Insomma, eravamo rimasti alla panchina, eravamo rimasti. Dai, lascia stare, voglio, dai, non pronunciare mai più quelle parole in mia presenza, voglio. Vabbè, ok. Per favore, per favore, fammi una cortesia. Tu hai letto qualcosa sul giornale per caso? Sì, c'è scritto Cassano partirà dalla panchina. C'è scritto così. E allora? È un nuovo schema, voglio. Come un nuovo schema. Sì. Ma questo non capisce nulla. Sentiamo, dai, quale sarebbe questo schema? C'è chi parte dalla difesa, Sì. c'è chi parte dalla fuscia. Dalla fascia? Fuscia, la fuscia, Ah, la fascia, fuscia. sì. E io parto dalla panchina, così Sì. quando siamo in difesa mi riposo un po', capito? Dopo che sono riposato vado e faccio il gol ai belgioli. No, scusa, Belgioli no, Belgi. Giocatori del Belgio sono i belgi, la nazionale belga. Come l'insalata. Esatto, così. E dove si trova questa Belgia? Ma che Belghi? Vabbè, il Belgio è in Europa, è uno dei Paesi Bassi. E faccio vedere i Paesi Bassi a quello là. Ho 2 Paesi Bassi così, voglio. Comunque stasera durante l'intervallo prendo la mia Ferrari. Quando lo dice mette anche la prima. Bravi Cassonetti. Gli è piaciuto che gli ho fatto la Sì, foto? certo, loro ridono per Ma qualsiasi io cosa. delle volte la sera prima che li metto a letto Sì, gli fai. faccio guarda come ridi, senti. Sì. Cassonetti, senti, Vai. Senti come rido. Aspetta, fammelo fare, non ho fatto niente, già ridete. Subito Sì. rido. Vabbè. Hai scalato? Scali anche? Ridono, vabbè. Senti, allora cosa fai con la tua Ferrari? Durante l'intervallo hai detto prendi la Ferrari? E vado a vedere questo Belgio. Ah, meno male. Mi faccio un paio di fidanzati, insomma, qualche cosa. Ah, sì, eh? Sì. Vabbè, comunque Senti, qui tutto a posto. non c'è guarda. tensione fra di voi, è tutto tranquillo? L'unico problema è del Piero. Perché non vuole andare in panchina neppure lui? No, in panchina ci va, tranquillo, però questo purtroppo sta sempre con Quagliarella, ce l'ha presente Quagliarella? Quagliarella, il giocatore. Ce l'ha sempre sulla spalla, poi Certo. si porta sempre Quagliarella sulla spalla. Sì. Ma veramente. Vabbè. Senti, devo andare. Perché? Perché Gattuso ci offre da bere a tutti quanti, ha fatto gol. Ah, da centrocampo? No, dalla linea di porta. Ah, Dove ho capito, Vabbè. Grazie. Ehi. Che è successo? Grazie, lo dico io. Ah, certo, sei Se tu. me ne voglio andare, lo dico io. Sì. Se vuoi, perché guarda, stiamo in diretta, ma in Sì. silenzio. Stiamo in diretta in silenzio, meno male. Questo sono questi che fai. Perfetto, vai. Quelli bofonchiano intanto. Silenzio. Sì. Scusa, no. Ti immagini che accende la radio ora? E sente sta roba. Su Radio Marte. Devo sente. continuare? No, grazie, va Allora, bene così. La prossima volta non ti permetti di dire grazie per le No, cose fatte. non ti dirò più So grazie. io, guarda Ok. la partita stasera. Sì, va bene. E soprattutto guardala
Sì. intorno al 36esimo del secondo tempo. Lo segniamo, 36esimo del secondo È tempo. lì che farò gol, ho deciso. Perché entri lì, mi sa. No, io segno al 36esimo. Ah, va bene, ok. Cioè, Sì, se sì. io al 34esimo la palla, Sì. dico scusate, mo segno. Ah, vado, vai e segni, cioè. Non è che devo per caso aspettare la palla giusta, decido. Certo. Allora, non ci credi? Allora, 36esimo. 36esimo del secondo tempo. Ok, ce lo segniamo. E 39esimo, perché 3 minuti dopo ti faccio vedere. Ah, subito il secondo gol. Va bene, ok. L'hai segnati? 36-39. Non devi giocare. No, no, arrivederci. oggi è venerdì, non c'è l'otto, ciao. Ragazzi, sta 5 minuti e arriva Ron. Ron. Abbiamo notizie? Ah, sul Papa, vedi, c'è la notizia. Ieri ha fatto un discorso sulla politica. Sì. Ha gioito il Papa perché ha detto che c'è un nuovo clima e ha dichiarato c'è il sole, governo latro. Oh, ma veramente c'era Bobo Craxi lì con Cassano? Chi lo sa? Guarda, non lo so. Incredibile. Era in campo, è andato a vedere gli allenamenti? Che è? Sì? Sì, è andato a vedere gli allenamenti sicuramente. Senti, che fa? Sì, Arriva no, Ron? mettiamo la canzone. Ron Sì. arriva, sai, alle 2:15 arrivano precisi. ok, Lì sì. alla Guardiola non li fanno passare, ma neanche. Allora, abbiamo una canzone, vi ricordate Francesca Sortino? Cosa canta? Innamorata. Che fa? Cremonesi? Sei innamorata, Eccolo qua il nostro Cristino D'Aveno. Sembra un trans brasiliano. Ok, grazie. Oggi non sei in giornata, diciamo che non sei in giornata. Non sei in giornata oggi. Diciamo così. Non sei in giornata. Vabbè, innamorata. Sentiamo un'altra canzone dall'album. Il titolo me l'hanno scritto a penna, quindi non riuscirò a leggerlo. Dovrebbe essere The Night Gone By, che vuol dire in inglese La notte se n'è andata. ma va. E quindi è arrivato un nuovo Giorno. sottotitolo che non c'è, ma ce lo mettiamo noi. Vai, sentiamo. Francesca Sortino. Francesca Sortino. Facciamolo sentire ancora un po'. Softly fading dreams we call to the night gone by. When the owls call out no more and cease to fly, we'll have no time for fancy or asking when or why. We'll have no time for love until the last goodbye to the night gone by. Non è male. Sai che cosa mi ricorda? Le atmosfere dei Matt Bianco. Matt Bianco. Anche Swing Out Sister. Anche Swing Out Sister. Swing Out Sister. This time is so much longer. Bello, proprio bello. Bravo Francesca. Love is just a high. 1, 2, 3, 4. Time after time. Cindy Lauper. È partito un sax. La chitarra, no, la chitarra è partita. Perché
non fai tutto l'LP mentre che ci sei? Visto? Chi era questo? Vediamo un po' Cyndi se lo Lauper. ricordo. Cyndi Bravo, Lauper, Time After Time, facilissimo era. Tra l'altro è entrato il nostro comps con la chitarra, era leggermente alta di volume, fammi sentire la chitarra un attimo. Bravo, signori, il nostro Segovia, eccolo là. No, Aldi Pecora. Aldi Pecora. Aldi Pecora. Con la chitarra è bravo, sardo, ragazzi. Fammi un pezzo solo chitarra acustica, fagli vedere. Facci sentire, è dai. meglio, ma fa delle cose veramente. Sentite, Grazie, bravissimo, è una roba. Sembrava il veramente- documentario sui castori, no? Vedete il castoro che fa la diga? Ma tu te lo ricordi? Lui, il nostro amico viene dalla Sardegna, ti ricordi quando faceva il gruppo lui che suonava lì, Sardo e Johnny? Non era lui? Sardo e Johnny. Oggi siamo proprio Oggi siamo da ricovero. Sì, da ricovero immediato. Devo dire che mia mamma però su Sardo e Johnny ha riso. esatto. Mamma, Sì. vuoi che ti saluto lo zio? Zio Pippo? Però lo devi salutare tu. No, tu basta dici ciao Pippo. Però dillo tutto attaccato, perché se lo dici staccato ciao, poi Pippo sembra una cosa brutta. Sì. Beh, prego. È vero. No, sì, ciao Pippo, vai, accendi. Ciao Pippo. Ecco, perfetto. Sai, la mamma di Fiorello fa uso di droghe? No, quello non vorrei mai, per favore. L'ha detto in radio, ti certo, immagini? ha detto Pippo. Allora, ciao zio Pippo, un saluto, i tuoi amici sono qui in buone mani, mi raccomando. Chi c'è? Ah, abbiamo Radio una promozione. Vabbè, avanti. Dai, via di qui, via da me. Non smetto mai. guarda. Il piacere di viaggiare. I navigatori satellitari Telesystem sono facili, veloci e affidabili. Lo strumento di viaggio ideale anche per utenti poco esperti. Telesystem, leader nel mercato del satellite, ha creato un nuovo navigatore portatile, il primo con navigazione Real 3D. La navigazione diventa tridimensionale, edifici e monumenti che scorrono accanto a voi, svincoli stradali chiari per una guida senza possibilità di errore. I navigatori Telesystem si aggiornano con un click. www.telesystem.it. Telesystem, la scelta di Loris Capirossi. Eccoci, arriva Radio 2. Via Asiago, wow. Allora ci siamo, sta arrivando, è già qui proprio nel corridoio Sì. tra lo studio degli spostati e noi, ma consentimi di salutare Sandro Rossetti, questo signore che vedete bello in prima fila con i capelli bianchi, Sì. meraviglioso, un uomo degno di 100 vetrine veramente, perché lui, è colui che 10 anni fa ormai mi ha cambiato uno dei legamenti che io ho nella gamba, sì, mi ha operato Sì. dopo l'incidente. Ho Al corso, cervello no, no, visto che no, c'era, ho no, corso durante una partita con la nazionale cantanti, quelle che racconto quando ti sempre facesti quando male, Gianni Morandi sì. diceva non ha niente, dai su, che 1 su 1000 ce la fa, e io ero morto, io ero per terra, ero morto, e Sandro Rossetti era là e gli diceva Gianni è rotto, ma dai, ma su, pure Mogol Gianni, si è fatto male. e allora lì lui piangevi, 3 giorni dopo mi operò, 3 giorni dopo. Ah, bene. È la stessa cosa che si è fatto Ronaldo, quella lì, no? Sì. Quindi ce l'avete presente la faccia di Ronaldo quando faceva Sì. che urlava? Era Sì. la stessa che ebbe in camera con i 3. Anche, appunto, con i Viados, appunto. La cattiveria Dice, nostra. quale faccia? E beh dai, ti hanno smontato la rotula e te l'hanno rimontata, insomma. Che è? Non si può dire, quando fa così vuol dire che non si può leggere. No, Si potrebbe, ma. Sì. Ma la diciamo Signora, dopo. se gli andrebbe di farci un caffè in questo momento? No, mia mamma lasciala qua. non No, può perché bere. se sente una cosa Mia del mamma genere. non può bere caffè, gli fanno male. Ah. Dagli un grappino, una cosa, ma non. Un gin tonic, ma non un caffè. Magari. Allora, signori. Sì. È con noi, devo dire, io lo presento proprio nome e cognome, e poi perché a me piace, il suo nome e cognome mi piace, è bellissimo proprio. Rosalino Cellamare! Ron! Ciao Fiore, ciao Marco. Come va? Ciao a tutti. Parliamo di te da ormai dall'inizio della puntata. Dai. Tutte le battute sul nome, Ron, banalità una dietro l'altra, che però fanno ridere. No, guarda, queste Ah sì? L'hai sentita? Te le immagini, no? Ah no, l'hai sentita. Ronny Joe. Sì, esatto. A te ma te lo dicono ogni tanto. Arona. No, mi scambia proprio. Ah, lei è Raff. Ah così? E faccio gli autografi. Con Raff, davvero? Sì, certo.
Cioè, Però fa la succede. F come le N. Davvero ti scambiano Sì, per... sì. Perché che rap? Non c'entra Ma perché niente. scambiano il nome? Capiscono Perché- di vedere uno conosciuto, ma non riescono ad arrivare al nome. Ma Allora poi lei è Raff. Raff, cioè, 3 lettere, Ron, Ron, 3 tre lettere. lettere. sì, quelle cose lì, insomma. Raff Ron sembra una didascalia di un cartone animato. Raff Ron. Hai capito? Sembra un po' la didascalia. Vero. Se noi abbiamo parlato di te, del tuo vastissimo repertorio che hai. Tu c'hai un repertorio che veramente inizi a cantare alle 8 di sera e quando finisci? Molto tardi, ma molto tardi perché insomma avevo 17 anni, per cui 17 anni. Ma qual è la prima che hai scritto? la primissima La proprio che hai scritta, non cantata. No, la prima che tu hai scritto carta e penna, dici ora scrivo una canzone. Gigante. La primissima che ho Forza. Forza. Nell'album Al centro della musica ho scritto delle cose lì, insomma, ecco, mi ricordo. Ma una proprio in particolare non te la ricordi? Così bugiarda, mi così spiace bugiarda. tanto, lei mi perde 3 milioni di euro. Ma Ho tu fatto fatica ad arrivare. Ma a 16 anni non eri con Nada a Sanremo? Sì. Vedi? Sì, però voglio dire. Cioè avevi 16 anni tu e Nada 3? Quanti ne avevi? No, uguale. 16 anni? No, 16 anni e mezzo. Lei era andata a Sanremo l'anno prima con Ma che freddo fa. E tu l'anno dopo con Padiglio Lamma, sempre con una bella accento. Padiglio Lamma? Con lei in coppia. In coppia con lei, Sì, vedi sì, che sì, sappiamo tutto. Wikipedia, no? Sappiamo sì. tutto. Non si perde nulla. E stavamo dicendo prima che hai delle canzoni meravigliose. Sai che è Cremonese, il nostro macaco suonante. Non Il sai, tripode. ti posso assicurare che ha una stima per te. Dice guarda che cosa ha scritto, guarda che cosa ha scritto, guarda che cosa ha scritto. A sto punto, tanto dopo Facciamola farà cantare. la canzone, perché tu hai fatto un pezzo di Gaber, Sì. che si intitola Quando sarò capace d'amare. che eccola qua, io ho la copertina piccolissima, eccola qua, Quando sarò capace d'amare, che è una canzone meravigliosa, ma non era conosciutissima No, ma penso neanche poi vecchia, perché Neanche del da Gaber, 94, del per 94. cui negli ultimi anni di Gaber, diciamo. a detta dei musicisti, anche noi Baldini che non siamo musicisti, però è una canzone meravigliosa, però questa la canterai poi dopo alla fine. Sì. Ma adesso Dimmi. che cosci canti? Una cosa proprio da Ron che noi qui pubblico, voi quale vorreste? Anima, perché prima come l'ho fatta io non vi è piaciuto. Ma insomma, l'hai fatta prima. Quella era all'anima questa invece è anima proprio. ma quella dedicata da Baldini ad un suo creditore, qual vorrei era? incontrarti fra 100 anni. Non si può fare, però Sì, là. si può fare, come no? Anche se manca Tosca che salutiamo, la la nostra salutiamo, amica. Tosca la fa Rosalino senza La parte di te. tua la fa Baldini. No, la Sì. parte Io. di Tosca potrebbe farla Cremonesi, che ha la voce simile. ce la fai? Adesso ti diamo il testo. Intanto Lui ha un Ron falsetto. comincia Non avendo più l'apparato. vorrei incontrarti fra 100 anni e lui anima. Abbiamo deciso vorrei incontrarti fra 100 anni. Scusa. Fa maggiore. Fa maggiore, è anche difficile, fa maggiore si fa in 2 secondi. Cosa ci vuole? Vorrei incontrarti fra 100 anni. Penso al mondo fra 100 anni. Stoppate tutto, fermate tutto, fermate. Microfono. Perché è arrivato Sasà. Sì. Sembra essere la stazione centrale. Ron stava cantando magnificamente e c'era un microfono che funzionava. Allora lui che ha fatto? Ha levato quello che funzionava E gliene ha dato gli ha uno. dato subito uno. Sembra quello Così. degli annunci ferroviari, no? povero Scusa, Ron, Sasà, dai. mi fai sa. Sa. Prova. Sa. Per questo è nato sa, No, ma prova. con- Perché con- no, c'è questo sempre non lui. si sente. Continua a non sentire. Continua a non Con sentire. quello non si sente. Ma non può con cantare questo con sì. quello che aveva prima. No, sono io che non. Eccolo, ora sì. Siamo riusciti a capire qual è il cursore che andava sì, alzato. sì. Allora, signori, Sasà prova, eccolo qua. Vorrei incontrarti Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Rosa rossa tra le mie mani. Che bella roba. Dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino. Starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla stop
senza aver paura mai. Io non ci riesco a fare quella tonalità lì. Signori cremonesi, in tonalità tosca. Vorrei incontrarti tra 100 anni E non si sforzano eppure. No. combatterò dalla tua parte, Dopo l'incidente canta così. perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti tra 100 anni, con un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Ci voglio averti. Stop, fermate quel tutti. che sento. Cremonesi, se Ron l'ha scritta in una certa maniera, bisogna farla in quella maniera, ma visto che non l'hai provata, sei giustificato. Sì. Che è successo? Vini per trovare una donna, e il punto cruciale Quando sbagliavano tutti? era lì. Sbagliavano Sì. tutte qua. Per Arrivò cui- Tosca e non sbagliò. Non sbagliò. E non dico i nomi delle altre. Ah, perché sono famose le altre? Ma come sono famose? Ma dai, se sono famoso, divertimi Ibiza. Ron. Pensa che da lì che Dimmene Mina andò in una- Svizzera. No, Mina non avrebbe mai fatto Mina una cosa. No, Mina. Però invece Non era adatta a lei. non era. Vabbè, comunque bravo Ron, veramente una canzone meravigliosa, vincesti Sanremo. Con quante donne l'hai cantata questa che si sono Tante. susseguite? Tosca la prima, poi dopo Vabbè, Fiorella Mannoia l'ha cantata, sì, sì, mia sì. cugina, perché Tu cucina? Fiorella, stesso Fiorella. brano. Ah, Fiorella. No, un po' di gente. Sì. Cioè, qui con Ron bisognerebbe stare veramente 100 anni a sentire tutte le canzoni. Ti faccio sentire una canzone che hai scritto tu, che molti magari non sanno che tu l'hai scritta. Sì. Senti questa, Spero di non sbagliare. 1, 2, 3, 4. L'hai scritta tu, Ron. Mancano le ballerine, dai. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donna piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare. E anche per la piccola così, con dentro un sogno da realizzare, e più ci pensa e più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, quella volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together, living together. Versione swing di Attenti al lupo. Varietà. È stata una sorpresa anche per me, ma dopo dobbiamo fare la canzone che lui dedicò a Berlusconi e a Brunetta, il gigante della bambina. Lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo. Chi è che ci criticava su un giornale che facevamo le battute su Brunetta? Chi era? Gramellini. Però Chi è? Gramellini, un giornalista della stampa, criticava e facevamo le battute. Ancora si fanno le battute sull'altezza al 2008, però si era dimenticato di citare anche Benigni che fa le battute sulla ciccionezza su Ferrara, e poi che aveva dimenticato Grillo che chiama psiconano a Berlusconi, e poi altri, però quelli sono, come si dice, di untouchable. Intoccabili, esatto. Quindi, allora, perché se fanno battute loro allora sono poetiche, il magari. mondo va. Se le facciamo noi invece no.
Hai capito? Sì, Che ridere, ma tutto simpaticamente, tutto molto simpaticamente, non è che noi siamo polemici, ma quando mai? Allora, siamo polemici? No. Però c'è un po' questa cosa in Italia, c'è Come un po' no? Sì, questa cosa. c'è c'è un settaggio, diciamo. Ron, sta parlando C'è Ron. un settaggio. Esatto. Ci sono gli untouchable, come hai detto tu. Ogni tanto c'è, I anche fazzisti, nella per musica, esempio. no? I fazzisti, per esempio. Sì? I fazzisti, i cioè? Fabio Fazzisti. Ah, i Fabio Fazzisti cosa fanno? Io non Fabio sto- Fazzisti Ron, vanno sta parlando solo Ron. certi personaggi da Fabio Fazzisti, Ah, perché ok. gli altri non sono degni. Che quindi Ron ha detto Sottolinea la verità. no, Ma dico la verità. ma c'è ancora il programma di Fabio Fazzi adesso? No, è finito. no, è finito. Ai, È finito con un concerto di De Gregori. De Gregori. C'era De Gregori, infatti, l'ultima puntata. Bellissimo. De Gregori, il principe. Però il Ron principe. ci stava bene, magari la puntata prima. No. No, Lui quando mi vede dice sei un grande. ti fa così. Fazio, sì. Sei un Ron grande. sta dicendo che Fazio quando lo vede gli dice sei un grande. Sei un grande. E si abbassa, no? Sì, Per ma insultare. allora bisogna dirle, l'unico che ha avuto il coraggio di dire tutte queste cose, sapete chi è? Si chiama Dario Cassini. Ha fatto un monologo sulle cose intoccabili, cioè su chi scrive canzoni, che pure che scrive, diciamolo, una fesseria, però che grande. Perché in Sicilia c'è un proverbio che dice fatta la nomine buo cuccheti, cioè significa Una volta- fatta la nomea puoi stare tranquillo. Quindi ci sono dei comici che pure che fanno delle battute banali, però ragazzi, ma hai sentito che ha detto cosa? Ma se la dice la stessa battuta direi vedi Gramellini della stampa, capito? Tutto qua. Vabbè, della stampa, Gramellini della stampa, bisogna che qualcuno glielo dica, perché così almeno domani scrive e scrive male ancora di più. Sì. Così noi siamo Ci fa contenti e gli pubblicità, rispondiamo. certo. Perché Sì. i giornalisti scrivono sulla carta, Sì. noi parliamo, non è che stiamo facendo qualcosa di illegale, No. è giusto? Ma com'era quella storia di Fazio? Dimmi un po', Ron. Dai, cantiamo. È il momento, signori. Allora, non toglierti la cuffia perché è il momento degli Ignazio Giue. Signore, gli Ignazio Giue sta facendo una strage. Pensa, non esiste il disco perché non si può fare, non lo possiamo fare perché sennò cambiando il testo siamo passibili di denuncia, quindi non possiamo sicuro. pubblicare niente. Però l'abbiamo fatto. È volato tutti i siti, voi in qualsiasi sito andiate, Corriere, Messaggero, Stampa, c'è l'Ignazia Giue! E noi ve lo facciamo sentire che è una meraviglia. Non lo registrate, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diciamolo! Allora fate i movimenti insieme a me, Non so come verranno, non ci sono. Bombardare! Cingolato! Autoblendo! Napalm! Marciare! Anfibio! Metragliatore! Torpediniere! Maggio!
riuscirete a farlo d'ora in poi sarete dei veri uomini proprio come me e sarete dei veri seguaci di Ignazio Giue, diciamolo, anzi diciamolo. Ignazio Giue, sono Ignazio, ho fame dei comunisti. Fassino, dove sei? Che ti mangio come un grissino. Bertinotti, dove sei? E dov'è l'unico comunista con un nome da uomo? Veltroni, Veltroni, Veltroni. Ragazzi, eccolo qua. Ignazio Giue. Ignazio Giue ha delle potenzialità incredibili, secondo me, a giudicare dalle reazioni del pubblico in sala. Se uno pensa, se lo mette in macchina e si fa due risate. Peccato. Ma mica cosa? È che non si può fare. Non c'è, non esiste, non c'è un disco, non c'è. Beh, facciamo. Sì, non bravo. si fa, no. Mica il nostro si fa. gioca Giue, devi chiedere permessi a Cecchetto, Cecchetto, Giancarlo Meo, Giuseppe, Giovanni, fa una fatica. Tanti allora. zizi. Sì, tanti, quindi lasciamo stare. Noi l'abbiamo fatto così come parodia, è molto divertente. Molto. Caro Ross, John, Ron, vogliamo fare questa, ti prego, un pezzettino, la facciamo? Sì, dai. sì, come no. La posso iniziare io? Poi tu. Alla grande. Vediamo se scoprite chi è Ron. Pronti? Vai. Cremonesi, se vuoi fa la venire con bambina. noi. Bella tonalità, È questa? È giù la giusta? Sì. Basta. Il gigante e la bambina sotto il sole contro vento in un giorno senza tempo camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante è un giardiniere, Questo è Ron. la bambina è come un fiore e gli stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. E la mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura. È un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. Del gigante la bambina si è saputo nel villaggio e la rabbia dà il coraggio di salire fino al bosco, Di salire fino al bosco, di salire fino al bosco. Eccoci. Quando l'hai scritta questa? Allora, intanto non l'ho scritta io. Chi l'ha scritta? No, questa è una cosa fantastica, è un'occasione meravigliosa che ho avuto. Nel senso che Paola Pallottino, che è la stessa autrice di Gesù Bambino di 4 marzo, era successo un fatto di cronaca nel 68, 2 anni prima, cioè uno dei primi stupri che vennero alla luce, che tutti cercavano di tenere ben nascosti, chiaramente, perché per paura, no? Per paura che la gente si impressionasse. Sì, tante E volte, infatti, scusa se interrompo, si dice ma quante cose succedono oggi. Secondo me le cose sono sempre accadute, Però non solo si che prima si sapeva, non si sapeva. Adesso invece mezzi più di ce n'è. Oggi c'è amplificazione, ne so oggi io ci che fai, sono di Carlasco, ne so tutto. Quindi tu certo, sei di Carlasco, quindi hai vissuto tutta ho quella. vissuto questa cosa. Per cui Paola Pallottino scrisse questa poesia bellissima e poca gente sa che è una storia vera, la storia di uno stupro, insomma, anche se è stata censurata, penso, per cui attentissimi i signori della Rai proprio me la tagliarono la storia. Diventò, invece del gigante adesso in piedi con la sua spada d'amore piangendo taglia il fiore prima che sia calpestato, diventò ma nessuno può svegliarli da quel sonno così lieve, il gigante è una montagna e la bambina è la sua neve, che comunque ha il suo Perché la spada era un po' troppo. la spada è Comunque bravo Ron, perché ci sono delle canzoni meravigliose. Se avessi fatto un programma televisivo. No. Allora, Corrado Rizza mi guarda con la faccia, vabbè, poi
poi lo diciamo. Allora abbiamo una sì, pubblicità tipo. Ma veramente? Vai. C'è una pubblicità, ragazzi, tra un po' siamo abbiamo in ritardo, finito, se esatto, lo mando una pubblicità, vai. Pubblicità. Viene da Vai, Compostela vai. Sì, fino sì. a qui. Prego. Fantastico, hai visto che abbiamo perso? Sì, e quanto è bellissimo! Non pensavo che ce l'avremmo fatta. E invece abbiamo perso, ma tanto! È bastato quel tocco in meno. Vorrei dire quel tocco in più. Grazie, Normaline. Ci hai fatto perdere peso! Normaline Erbe è quel tocco in più per avere qualche chilo in meno. Preso prima dei pasti e associato a una dieta leggera e a un po' di attività fisica, Normaline Erbe ti aiuta a ritrovare e mantenere il peso desiderato. Normaline Erbe, da Antonetto in farmacia. Riello, la squadra più capillare d'Italia. 250 agenzie e 6.000 installatori. Riello, che bello! Sono gli specialisti più allenati nelle nuove tecnologie del clima a basso consumo energetico. Riello, che bello! Cambia il tuo impianto con una caldaia a condensazione e pannelli solari termici Riello. Chiedi al tuo installatore o agli agenti Riello un preventivo gratuito con la migliore soluzione per risparmiare energia e ottenere le facilitazioni fiscali del 55%. Riello, che bello! Chiama il numero verde 800 526 526. Mi metto all'altezza giusta e quando non servo sto dappertutto. Sono l'asse da stiro e legno massello. Mi trovi da Sigma. Vieni da Sigma. I nuovi regali di Non Solo Sogni ti aspettano. Regolamento nei punti vendita. Sigma, così buoni, così vicini. Malizia, profumo d'intesa. Ah, questa musica, la riconosci? È quella del tuo profumo Malizia Vanilla. Mi fa impazzire sulla tua pelle. Malizia, profumo d'intesa. Malizia, è il profumo che si riconosce dalle prime note. Amore, stavo pensando che dovremmo rifare gli infissi della casa e cambiare l'arredamento del salotto. Scegli o gli infissi o il salotto. Allora scelgo gli infissi Coserplast. Sono belli, sicuri e resistenti. E con la nuova formula risparmio spendiamo meno sia al momento dell'acquisto sia dopo. Grazie al risparmio energetico. Così mi compro anche il salotto. Da oggi gli infissi in PVC Coserplast ti danno ancora di più. Scoprilo su www.coserplast.it. Coserplast, dove mi piace stare. Eccoci qua di nuovo con Ron. Siamo qui con Ron e abbiamo dov'è? Ah sì, notizia di oggi che Mancini, sì proprio ex il allenatore litigio dell'Inter, pieno proprio, ha denunciato l'Inter. Sì. Signori, un'avvertenza in tribunale. Un'avvertenza in tribunale. Sentiamo il presidente Moratti che cosa ne pensa. Mamma mia, ragazzi. Moratti lo vuole licenziare per giusta causa. Vabbè, sentiamo un po' se ci risponde, perché magari è contrariato. Pronto? Presidente, buongiorno. Buongiorno. Non mi sembra molto per la quale. È la radio. Senta, vuole dirci qualcosa sul caso Mancini? Insomma, Mancini è un ragazzo simpatico. Meno male, un buon allenatore, insomma, si è fatto vincere lo scudetti, insomma, un tecnico esperto, simpaticissimo. Poi nutro, diciamo così, il sincero affetto nei suoi confronti. Beh, meno male. Come? Figlietta col cashmere. Come? Cosa ha detto, Presidente? Non lo vuole licenziare allora? Assolutamente no. Oh, meno male. Mancini può stare sereno, gli pagherò simpaticamente tutti gli stipendi, così come da contratto. Ciuffo di merda. Come? Non riusciamo a capire bene, che abbassa di un tono la voce. Faccio una causa che gli devo pure di tempo. Ma non riusciamo a capire, vabbè. Comunque senta, anche Mihajlovic lascerà l'Inter. Mihajlovic è un ragazzo simpatico, molto carino, ha lavorato tanto, è stato un grande campione, insomma penso che possa rivestire un ruolo importante meno male, nel futuro. Stemperiamo. Fuori dai maroni. Come? Mando a lavare i vetri ai semafori. Vabbè, lasciamo perdere. Senta, parliamo della nazionale degli europei. Cosa ne pensa della convocazione di Cassano da parte di Donadoni? Cos'è? Ogni tanto fischia. Simpatico, sembra una caffettiera. Cassano è un ragazzo... Una caffettiera sembra. Sta uscendo il caffè. Presidente, parlavamo di Cassano. È un ragazzo simpatico. Sì. Un autentico fuori classe, un talento unico, un patrimonio del calcio italiano. Terrone. Come? Che orecchie. Non capiamo bene perché. Ma ragazzi, Come? Al posto del cervello c'ha le cime di rapa.
Come? Pronto? Sto figlio dell'olio. Bene, grazie Presidente, grazie. Non si sa mai, Ron, scusaci. Sì. Senti, ci hai preparato due pezzi, mi hanno detto due pezzi avete preparato, a parte quello di Gabber, ne hai preparato un altro? 32 credo che sia. Il? No, 32 canzoni credo. 32. Però ne faremo solamente 8. Solamente 8. Allora, cominciamo con la prima delle 8. Però stavolta vuoi andare in posizione cantante? Sì. Signori, Ron in posizione cantante, cioè presente sul palco anziché star seduto. No, non in posizione cantante, ma in posizione pianoforte, dove ormai pianoforte c'era gente non capiva che era uno strumento musicale, ci ha appoggiato sopra sulla tastiera tutto. La spesa di oggi. Ieri ci hanno fatto un party. È un pianoforte, signori. Ron al pianoforte, come si diceva una volta, cosa ci canti, Ron? Vi canto Quando sarò capace d'amare. Ah, quella di Gabber? No? Sì, simpatico, ragazzo, simpatico. Simpatico. Ron, quando sarò capace d'amare. Quando sarò capace d'amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre e di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace d'amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace d'amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che se accarezza una poltrona, un libro, una rosa, e avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Quando sarò capace d'amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro. Quando sarò capace d'amare, farò l'amore come mi viene, senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita e non riposo. Quando sarò capace d'amare, mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso, egoista e naturale come un fiume che fa il suo corso, senza cattive o buone azioni, senza altre strane deviazioni, che anche il fiume le potesse avere, andrebbe sempre al mare. Così vorrei amare,
bellissimo. Ron, che dobbiamo dirti? Facciamo i complimenti anche a Giorgio Gaber che ha scritto questa canzone che è veramente una cosa ti blocca questa canzone, ti mette lì e ti passano in mente tutte le cose proprio, Baldini, te che ti passava in mente? Lo so, e ti passano in mente un sacco di cose. Complimenti Ron per aver scelto di fare questo pezzo di Giorgio Gaber. Colgo l'occasione per salutare Dalia Gabershik, certo. facciamo un saluto alla nostra amica, la figlia del grande Giorgio. Adesso ti toccherà misurarti allora, con un grande attenzione della pubblico, musica, soprattutto a voi Rossetti, soprattutto a te che tu sei uno scalmanato che fa cose. Allora adesso arriverà uno dei più grandi jazzisti a livello mondiale, Paolo Fava mondiale. Ron, sei emozionato? Beh, tantissimo. Certo. Hai mai suonato con un artista di questo calibro? No, l'ho visto in televisione verso le 8 di sera. Non so. Qual è cosa provi adesso al sapere che lui virgolettato sta arrivando qui? Beh, sono quelle cose che avresti sempre voluto fare nella vita, sai, quei personaggi, Paul McCartney, James Taylor, quelle cose che non ti capitano mai, insomma. Guarda, noi stiamo filmando tutto questo, poi ti facciamo il DVD dopo. Va bene, così almeno. Siete pregati di battere molto piano. Ecco, sta entrando, applauso teatrale, per favore. Pronti? Preso. È con noi il maestro Paolo Fava. È un onore averla anche oggi con noi. Ciao Baldini. Sì. E ho già detto una volta. Più di una volta? Maestro è un termine obsoleto. Ah, ok, vabbè. È altisonante, insomma, che non si confà a jazz. Perché? Perché il genere musicale che viene, insomma, dalla strada. Ah, certo, il jazz è più semplice. Certo, come la devo chiamare? Sua Santità. Va bene. Lei conosce Ron? Qual è di questi? No, questo qua, guardi, con la maglietta a righe. Sono io. Fosse un marinaio. No, il maestro Fava è lui. Maestro. Lo conosce? Beh, mi sembra di ricordare qualcosa. Sì, credo che facemmo un album. Ragazzino, sì. No. Sì, io migliorai alcuni brani di Ron. Come si intitolava l'album? Il nostro duetto, Ron Fava. Ah, Ron Fava, certo. Giustamente. Ron Fava. Un album che tra l'altro con Ron Fava, ovviamente un album che conciliava il sonno. Spero che Gamellini non scriva che non si possono fare battute su Ron Fava. Esatto, perché senta, chi suonò con lei? Figurati, che chiedo io? Scemo io a chiedere. La crème della crème, certo. Il fior della crème. C'è la crème, sì. Ce la presenta la crème. Dentro la crème c'è il fior e dentro il fior c'è la crème. È un cane che si morde la cosa. E chi? Ci fa qualche nome? Ma certo. Frank Macchia, Lenora Zenzalai, chi caspita? Donna Liquo, Stefania Grappelli, ragazzi. È un po'. Me la ricordo ancora Grappelli. Sì, Sì, è molto di quelli che ti si stanno appiccicando esatto, al grappolo, sì, poi Sandy Sasso. Ah, famosissimo. Ricky della Ratta. E soprattutto il grandissimo pianista Joey Calderazzo. Senta, si ricorda qualche brano in particolare? Di Ron, mi ricordo migliorai. Spieghi perché io dico migliorare. Perché se lui quando suona un brano con la tromba lo migliora, capito? Certo, lo fa suo, in qualche modo diventa perfetto. Avete finito? Sì, io prego. Allora. Lei migliorò un disco di Ron. Migliorai Una città per cantare, misi la tromba, quindi poi lo ribattezzai Una città per trombare. È venuto molto bene. Senta, vuole esibirsi con Ron? Vuole migliorare qualcos'altro? Allora, lei ha detto esibirsi. Sono per caso una foca? No, non è una foca. Le foche si esibiscono con la palla. Vuole migliorare, diciamo. O una tromba. Esatto. Allora, prego. Anima sarebbe bellissima. Ron ha fatto l'album Ron Fava, si ricorda? Sì, è vero. Lo confondo. Prego. Quale pezzo fa? Tanto uguale per me. Ah sì, qualsiasi brano. Prego. Allora lui canta, lei poi entra quando vuole, giustamente. Certo, non ho un punto preciso. Dal momento che io entro il cantante dovrebbe smettere di cantare. Ah, è bello anche il mezzo, però. Ha provato la tromba. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buia il
tra i fari, tra ragazzi come te, canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Dopo ti dico cosa sembra questo suono. Caffè la mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Ecco. Parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Questo suono è tipico. Per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi, non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Grande maestro Fava, che ora se n'è già andato. La resa internazionale. È già andato via perché lui suona, le ultime note le fa sulla porta. Sì, è vero. La resa internazionale. La resa internazionale. È stato mondiale. un momento, a me mi fa male qua. Sì, c'è stato un momento che sembrava quel rumore di quando sei sul divano con la fidanzata. Ti scappa ma la trattieni, no? Allora escono fuori quel pi, quella roba lì, sembra, no? Senti, sì? manca poco, però un altro pezzo ce lo devi fare. Sì. Si intitola Ladri. Ladri. Ora mi devi dire a chi lo dedichiamo. Non dire all'Inter pure te, No, perché se no, no, lo sport. Dai, no, dico una frase seria, la dedichiamo a tutte le persone che hanno bisogno di carezze. Allora, a volte le carezze le rubiamo, l'amore, le carezze. Nonostante i nostri grandi amori, siamo sempre in cerca di carezze. Ragazzi, Cremonesi, fatti sotto. Fatti sotto che uno che ti accarezza c'è. Dai, cuccia, buono, vai. Signori, Ron con Ladri. Padre che ci stai cercando, cani e gente siamo qua, con i nostri sogni al fianco e castità. Siamo stelle sulla fronte, vittime di una poesia scritta sulla nostra fronte, che la vita porta via. Siamo ladri di carezze, lupi a caccia di anime, che paghiamo con le spine di un amore senza sfide. Ladri di canzoni estive che ti lasciano a metà.
Ladri. Un'altra canzone scritta insieme a Renzo Zenobi, che è là, caro Renzo Zenobi, complimenti. Io me lo ricordo, Renzo Zenobi cantava, com'era, telefono elettronico. Silvia era bella. Silvia, sì. Caro Zenobi, benvenuto anche a lei, si vergogna. Ma come, ha fatto una canzone meravigliosa, complimenti. Più di una, questa in particolare questa. È bella, È un testo bella, stupendo, quindi sì. questo CD di Ron va assolutamente preso, però prima di prendere quello di Ron voi andate là e dite buonasera, e quello vi dice, che vi dice? Baldini, buonasera. Buonasera, che desidera? 2 CD. 2 quali? Allora mi dia prima di tutto quello di Viva Radio 2. Finito, mi dispiace, esaurito. Ah, allora mi dia quello di Ron. Va bene, ok. Grande. Magari un Ti immagini così, vabbè. Che poi non c'entra nulla l'uno con l'altro, però. Se ne comprate 2 vi fanno lo sconto. Allora, se andate, dai, Messaggeria Musicale a Roma, noi, quello esatto. di Milano, dai, la facciamo noi la promozione. Se comprate Ron insieme a Viva Radio 2 vi fanno lo sconto di €1. Sì, esatto. Ok, €1 meglio che niente. Meglio, in Sicilia si dice meglio che un pugno in un occhio. Esatto. Avete capito che vuol dire? Meglio che un pugno in un occhio. A Firenze si dice in un altro modo. Ti immagini quelli di Messaggeria romanati, ma perché non vi fate i fatti vostri? Esatto. Ma vuoi mettere, vendete di più, no? 2 in 1. Sappi che è dura per te, Ron, perché siamo noi in classifica. Lo so, non è facile. Lo so. Ma le classifiche sono vere? Io lo chiederei a Fabio Fazio, fosse in te. Ecco. Ma scherziamo, dai. No, hai ragione. Che Fabio era amico, dai, magari. Ma come? Sei grande. No, guarda che è una cosa, io Ron non lo facevo così, così satanello. La battuta più bella sua è stata, ma era famosa quando hai detto della donna. Era famosa. Ha fatto così. Mi chiamavano Crotalino Cellamare. Ma veramente? Allora c'è Crotalino Cellamare. Per chi non sapesse cos'è il crotalino, è il diminutivo di crotalo, che è il serpente tra i più velenosi del mondo. Il crotalo, praticamente, quando ti morde fai così: ehi, mi ha morso un cro. Non riesci mai, lo dice a San Pietro. Non riesci mai a dire talò, capito? No. In Sicilia si dice tale, che significa guarda, mi ha morso un cro. Esatto. Uno è riuscito a dire un crotalo, addirittura uno è stato morso e ha detto porca, ha pure sì, però un caso succede. Vabbè, noi avremmo concluso, Ron. Bene. Abbiamo concluso proprio una bella puntata, mi sono divertito. Mamma, com'è andata? Tutto a posto? Perfetto. Sì, a posto. Gli amici dei Giardini Naxos. Signora, le è piaciuta la canzone mia? No, chiedi a tua madre se le è piaciuta. Mamma, ti è piaciuta la canzone di Ron? Ma non dica sì per forza. No, diglielo. Quale preferisce, la prima o la seconda? Mamma? O la prima o la seconda? Sai che ho cantato due canzoni. La seconda. La seconda, Ladri. Vedi, è importante. Questo è importante. Brava mamma. Ma tutti sono belli. Senti, a Catania ci sono gli spostati. A Catania? Sono a Catania. A Catania? Sì. Gli spostati? A Catania? Ma li hanno fatti entrare? Sì. Ciao. Turci, Marina Rei e Carmen Consoli. Ma non ci posso credere! Ma non ci posso credere! Pronto? Ciao ragazzi! Ciao Beddu, come sei? Carmen Consoli c'è, Cremonesi! Sogno la Turci, parlate tutte siciliano? Certo, perché. Ciao Gioia! Perché entrare le fanno entrare, ma non le fanno uscire se non Incredibile! Allora siete la Turci! Poi. Ciao Gioia. Questa magari io sogno qua. Marina Rei. Parlano tutte che mi hai riconosciuto? Incredibile. C'è Ron che ti ha riconosciuto. Ciao Marina. Ciao. A bella Fiore, qua c'è sta una gallara. E chi era questa? A Roma c'è sta un po' di Giannetta. Chi è? Giannetta il vento, no? Sei sempre tu, Turci? No, è Carmen Consoli. No, sono Carmen. Se siamo invertite. Ma non ci posso Se siamo invertite. Carmen, noi facciamo il segno della croce e torniamo normali. Cacetto. Ma che, scusate, ma che cosa ci state a fare? Domanda, punto interrogativo. Che fare qua? Che state facendo lì insieme a Catania? Un'orgia in 5. Allora, stiamo facendo un omaggio a Rosa Balistreri. Do you know Rosa Balistreri? Yes, I know, Rosa Balistreri, cantante sicura. Esattamente, e noi tutte insieme a Giorgia, Ornella Vanoni, Nada, Tosca. Tutte femmine! Tutti femminazzi. Tutte femminazzi! Canta pure Malgioglio, infatti. Tutte femminazzi. Canteremo in lingua.
Ma va, e come quelle non siciliane come si sono trovate? Bene? Benissimo, benissimo. Come vedi ormai parlano solo siciliano. Scusa Carmen, mi rivolgo a te che sei sicuramente la promotrice della situazione, va. Sogna la patrona da pasticceria, sogna. Magari la patrona della legname, si va. Sì. Stiamo parlando in dialetto catanese, che sto è scritto, sai come dice incaccato? Incaccato significa incaccato. Senti, ma voi non ci potreste fare un qualcosa per noi, solo una piccola cosa e chiudiamo con questo da lì in collegamento da Catania? Cacetto. Si può fare? Cacetto. Minchia Mare, che c'ha cacetto e te la faccio. Tu ci sogna. Avanti, vai, vi ascoltiamo. Tu ti illudissi Catania all'assari è meglio la morti e non chi sto dolori. Ai 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 ai, moru ciao tu di lume cori, l'amore mio sei tu. Ciao tu di lume cori, è una frase bellissima. Sì? Vero? Sì, che vuol dire? A sto momento ci volessi in poche ore. Ma tu lo sai che Ciato de lume cori me lo diceva sempre mia mamma quando ero piccolo, mi fecero una visita e mi trovarono il soffio al cuore a me. E mia madre diceva ciao, ti avevo ciato un tuo cuore, avevo ciato tutto de lume cori. Però Fiorello, io ci spiegavo alla Turci che vuol dire anche se ti devo dire amore mio ti dico ciato, come si? È vero, ciato significa fiato. Sì, è una cosa. L'ho detto pure io, non è il cuore, no? Fiato come sei, ma prima di baciarsi o no? Allora, ti parliamo una alla volta. È una cosa molto più romantica. Vedi quante R ci ho messo? Sì. Non è la fiata, di dire amore mio, io ti amo. Questa qui è lo step più in alto dell'amore. Quando uno ti dice sciato, pure che hai mangiato cipolla, ti dice sciato mio, vuol dire che quello è proprio un amore. Fiato. Lo diceva pure Mike. Fiato alle trombe turchette. Salutiamole allora. Carmen Consoli è tutto e Marina Rei. Ciao ragazze, ciao Lusazze. Ciao a tutti, ciao Pasquale. Grazie a Ron. Grazie a tutti. Ciao, appuntamento a domani. Ciao. Appuntamento che domani? No, lunedì. A lunedì. A domenica, scusa. Allora, domenica c'è la nostra puntatona che va dalle 11 alle 12:30, dove c'è il meglio. Ron, se te la senti ci sei anche tu. Eccomelo. Poi lunedì ci sentiamo e avremo ospite i Cluster. Lunedì ci sarà i Cluster sono quelli di X Factor, quello è un gruppo pazzesco, e poi più avanti avremo anche quelli che hanno vinto, che si chiamano gli Aram Quartet, esattamente. Ricordiamo che lunedì al posto mio ci sarà Carlo Conti. Ah sì, abbiamo fatto questo gioco, purtroppo Baldini non c'è, non si arresteranno. Non è malato purtroppo lunedì, ma deve fare il testimone. Non abbiamo capito se ha un processo o un matrimonio. Allora, è un matrimonio, quindi abbiamo pensato di mettere al suo posto un altro toscano. Allora ci vuole Carlo Conti, io farò tutta la puntata ghigliottine, ti giuro, ti faccio dire le 5 parole e gliele azzecco tutte. Ma prova a fare la ghigliottina e te la faccio subito. E che dal vento così? Che ci vuole? Cassini ne sarebbe capace, guarda. Perché lui le sa. Cassini, 5 parole ce l'hai? Ok, arrivederci, ciao. Domani. Ciao.